A giugno si tornerà a volare da e per Treviso, ne è convinto l'assessore regionale al turismo Federico Caner, che ha da poco firmato per un investimento da 300.000 euro con Save, che servirà per implementare la campagna di promozione internazionale soprattutto per le tratte low cost. Un'iniezione di denaro che andrà a finanziare pacchetti turistici in Veneto. Contiamo entro l'estate di dover e di voler ripartire. I 300.000 euro di cui parliamo sono proprio investimenti assieme alle compagnie aeree, per esempio per abbattere il costo del biglietto per chi magari appunto decide di prenotare per tempo, oppure semplicemente fare della promozione territoriale assieme alle compagnie aeree. E quest'estate all'interno dello scalo trevigiano si potranno anche trovare dei point service con personale specializzato e si potranno anche fare esperienze gastronomiche. Noi abbiamo pensato proprio a creare un progetto Le Porte dell'Accoglienza, quindi all'interno anche degli aeroporti di Venezia, Treviso e Verona verranno fatte anche diciamo, dei desk operativi importanti dove si illustra il territorio, si accoglie il turista, ci sarà anche del merchandising interno. Soltanto Treviso conta oggi migliaia di persone a casa per il blocco dei voli, un indotto praticamente azzerato. La CGIL trevigiana a questo proposito ha chiesto espressamente all'assessore Caner altre risorse finanziarie per supportare i lavoratori dei servizi che hanno in scadenza quel fondo di integrazione salariale che era stato pensato apposta per loro. Abbiamo circa quasi un migliaio di persone. Queste persone devono essere formate e la Regione può mettere in campo il fondo nuove competenze per formare queste persone e perché ci sia, quando riaprirà l'aeroporto, la possibilità di trovare anche quei servizi, perché se no chi atterra a Treviso non troverà nessuno che gli darà delle risposte, che gli darà i servizi, perché quelle realtà saranno morte.